Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti e grazie soprattutto al professor Mario Snelli che continua ad accompagnarci lungo questo percorso in parallelo a 100 anni di distanza. Oggi riprendiamo il secondo ciclo di incontri sul tema Grande Guerra, Bellum in Terris, che si terrà interamente all'Ateneo Veneto. Inizialmente doveva essere articolato tra le due sedi, Santa Margherita e Ateneo Veneto, quindi ringrazio il qui presente il delegato del rettore di Ca' Foscari per aver accettato che sia realizzato soltanto qui, ma ciò nonostante voglio ricordare appunto la presenza dell'Università Ca' Foscari e dell'IVESER, no? l'Istituto per la Storia della Resistenza. Ricordo che il ciclo si compie con tre lezioni quasi consecutive tra qui e il marzo, e poi riprenderà accompagnando l'anno seguente 2017 riferito al 1917, si concluderà ovviamente nel 1918, sempre basato su tre lezioni. Grazie a tutti, do ora la parola al professor Gregori di Ca' Foscari. Grazie, ringrazio il professor Zucconi per aver accolto questa serie di incontri che appunto una loro storia si sono svolti a Ca' Foscari all'Auditorio Santa Margherita, poi sono stati condivisi, quest'anno sono tutti qui, ma di fatto è come un sentirsi a casa per un cafoscarino essere qui, e quindi, anzi è sentirsi a casa. Quindi è doppiamente, come dire, una doppia felicità quella di condividere eventi e incontri così importanti e soprattutto avere qui per queste serie di lezioni che sono un arricchimento per tutti il professor Snelli, che in Ca' Foscari è una delle colonne importanti, è stata una delle colonne importanti. Ringrazio appunto anche lui per queste lezioni che vuole offrire a noi tutti come prorettore alle attività culturali. Lo scorso anno, lo ricordo, è stato ospite d'onore e ha tenuto la lezione magistrale in inaugurazione dell'anno accademico dello scorso anno, che ha inaugurato anche un nuovo ciclo, diciamo, amministrativo di Ca' Foscari, quindi per noi è una presenza sempre importante, che, se posso usare un'espressione retorica, ma che è vera, che sta sempre nel nostro cuore. Quindi ringrazio il professor Snelli, ringrazio il professor Zucconi, ringrazio l'Ateneo Veneto, ringrazio anche l'IVESER che è sempre presente sul campo quando si tratta di fare le cose serie, e quindi, che dire, buon lavoro. Grazie. Il rapporto di saluto dell'IVESER al professor Snelli, che è il nostro presidente, ricordando che gli eventi, le storie ci sono, ma se non ci fossero gli storici probabilmente di quelle storie noi sapremmo ben poco, in qualche modo le interpretazioni sarebbero diverse. Mario è, come dire, un tutt'uno per certi aspetti con la Grande Guerra e non me ne voglio non senza magari, e mi chiedo cosa sarebbe stata lo studio della Grande Guerra in Italia senza Mario Snelli. Ecco, il senso di questo ciclo prolungato nel tempo è proprio il ribadire la centralità e la forza della ricerca della storia e degli storici, che spesso in questo paese non viene riconosciuta tout court, anzi qualche volta viene proprio dimenticata. Quindi noi siamo molto contenti che questo ciclo ideato a tre continui anche nei prossimi anni, perché è il modo migliore secondo me per rendere un anniversario un po' meno, dire, melenso e carico di retorica come spesso succede. Sono sicuro che questi tre incontri incentrati sul 16, quando ormai la guerra non è più una proiezione o una invenzione della retorica, della propaganda, ma in realtà entra prepotentemente dentro le case degli italiani, possa essere per noi un motivo ovviamente anche di riflessione, perché questi cicli ci danno degli spunti che devono in qualche misura anche ricondurci un po' al presente, un po'
è la nostra filosofia come istituto. Noi studiamo il passato, ma ci rendiamo conto che viviamo in un presente che di guerre purtroppo è ancora pieno in tutte le latitudini. Grazie. Beh, buonasera, sembra ieri, no? Dobbiamo dirlo, invece è passato un anno e questa volta abbiamo da parlare sempre di 100 anni fa, ma non più del 15, ma del 16, del 1916. 3 settimane, in questo primo caso l'argomento sono le 2 capitali, Roma ovviamente e Udine. E negli altri 2 casi avremo la Strafexpedition e le condizioni di vita, la materialità, la condizione militare e anche dei civili durante la guerra. Ho pensato di suddividere così i 3 incontri, continuando con una formula che credo a molti dei presenti sia già nota, insomma, in cui di storia militare ce n'è quanto è necessario che ci sia. Per il resto si sta tra la storia sociale, la storia culturale e la storia politica. Con questa formula dell'anniversario lungo, che in fondo è una scaramantica assicurazione sulla vita e che dovrebbe tutti portarci verso il 2018. Credo che soltanto pochi capitati qui oggi per la prima volta non siano a conoscenza della formula brutale di questi incontri, che non comporta i classici 45 minuti, ma il doppio di discorso da parte mia e mezz'ora poi l'ultima, che dovete riempire voi dei contenuti. È una cosa che mi sono inventata quando nel 2011 facevamo tra l'auditorium a Santa Margherita e qui il 150enario, queste 2 ore divise in queste maniere, siccome poi ha funzionato, ha dato luogo al Libro Donzelli sulle 10 lezioni, auguralmente, perché no, ho pensato. E siccome sapevate come vanno le cose e tuttavia siete qui, non ho nessuna ragione di cambiare. Le 2 capitali, ma si può avere 2 capitali. Prima di vedere di dimostrarvi che si può, parto da una citazione che serve da cerniera tra la fine del 15 e l'inizio del 16. Siamo al 27 dicembre del 15. Traggo la citazione da un bellissimo libro uscito da poco, che vi consiglio, Diego Leoni, La guerra verticale, che vorrebbe dire la guerra in montagna, ma non solo degli alpini, anzi, per niente solo degli alpini. Il sottotitolo parla più chiaro: Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 1915-18. Leoni fa parte del gruppo di Rovereto, il gruppo dei Trentini che hanno scoperto ormai 30 anni fa, oltre che la scrittura popolare, cioè i diari e le lettere di militari e di civili, di uomini e di donne, in andare e venire tra fronte e la società, hanno scoperto che diverse decine di migliaia di trentini in realtà all'epoca della guerra per la liberazione di Trento avevano combattuto sì, ma non in grigio-verde, bensì con la divisa austro-ungarica. Quelle grandi cose, così grandi che non si vedono come avviene in una carta geografica, che in fondo le cose più dilatate sono quelle che si vedono meno. Ma non è questo il tema di questo libro, che è post rispetto a quella rivendicazione che hanno portato avanti con il loro gruppo per decenni. E adesso è una descrizione della natura investita dalla quotidianità degli uomini in guerra. Che poi portino una divisa o l'altra, a Leoni visibilmente interessa assai poco. Siamo sulle Alpi, comunque. Bene, io lo utilizzo in questo caso solo per una citazione e poi vi dico di chi è. Chissà se qualcuno riesce a indovinare. Il bellissimo libro che ricorda la più fulgida gloria del Risorgimento italiano
mi è giunto nelle più avanzate trincee della valle di Loppio, a pochi passi dagli austriaci. Vedo qui la guerra in un aspetto differente da quello della montagna. Lassù aveva qualcosa di nobile, era un duello, qui puzza da scannatoio. È avvilente vedere le devastazioni, le infamie compiute contro l'inerme popolazione. Tutto si è rapinato e incendiato con barbara voluttà. Quel che non fu oggetto di furto fu oggetto di devastazione. Macchie di sangue nelle case private documentano la violenza contro donne. È tanto terrificante la scena che mi sta sotto gli occhi che non so se Zola ne abbia descritte di più lugubri. La guerra è qui tutto insidia e tranello. 27 dicembre 1915, Cesare Battisti. A Ergisto Bezzi, cioè l'erede storico e la memoria dei patrioti trentini del Risorgimento, il più vecchio tra i superstiti dell'irredentismo di lunga mano, al leader dell'irredentismo giovane, che è però un uomo della realtà, è un geografo di mestiere, Battisti, oltre che un deputato socialista di Trento a Vienna. Vede quel che vede, sa vederlo e non lo mimetizza. Però non era scontato. Allora ho pensato di cominciare con questo bagno di realtà alla fine del 15 con una citazione di Battisti. Ed ora partiamo con le due capitali. Il tema e la domanda da cui partiamo, alla fin fine è questo, il grande tema. Ma chi comanda in guerra? Chi comanda in guerra? Che ci sia una capitale politica, Roma, e una capitale militare, cioè la sede del Comando Supremo, Udine prima, dopo Caporetto Padova, allude a un dualismo. Ci sono due poteri, due concentrazioni di potere, uno prettamente politico e l'altro prettamente militare. Già un dualismo di questo genere non è problema da poco. Chi comanda in guerra? È una questione generale che nell'Italia del 1916 si declina in maniera particolare. E qui introduco il punto di vista del Presidente del Consiglio. Vi ricordo che era uno dei leader della destra liberale, Salandra, il Partito Liberale e il Partito di Governo del 61 e 22. Nei primi anni del Novecento Giolitti, cioè il leader della sinistra del partito, aveva impregnato di sé la scena politica, tanto che parliamo di età giolittiana, non si parla di età salandrina, anche perché dura troppo poco. Ma insomma, capita che la guerra, cioè la cosa più importante, arrivi quando non è al potere Giolitti, che sarebbe contro la guerra. Ve lo ricordo, sono cose di cui abbiamo parlato. Ma è Salandra, con Sonnino accanto a lui nel ruolo decisivo, in tempi di guerra, di ministro degli esteri. E infatti questo volumone che ho è il carteggio 14-16 di Sidney Sonnino, con lettere di lui e a lui. Molte sono di Salandra, stavano tutti e due a Roma, si vedevano continuamente e però, per fortuna nostra, si scrivevano anche continuamente. E così sappiamo quasi sul filo delle ore come reagiscono e interreagiscono. Una frase di Salandra a Sonnino. Ci porta indietro
ma è necessario per cominciare a porre la questione del rapporto dei politici, di questi politici, i decisori sulla guerra o non guerra, con i militari. Cadorna diventa il capo dell'esercito italiano alle soglie della guerra, perché muore il generale che era stato designato, Pollio. Muore al momento sbagliato per un generale, quando arriva la guerra. Ed ecco quindi, così tra i motivi di accelerazione c'è anche questo, che c'è un generale nuovo, che è Cadorna, il 60enne circa, Luigi Cadorna. Ebbene, Salandra, il 29 settembre del 14, Roma su Roma, scrive a Sonnino: non puoi immaginarti le difficoltà dello Stato Maggiore. I nostri militari, purtroppo, paiono preparatissimi soltanto a trovare ragioni per non fare la guerra. Per non fare la guerra. È un vero strazio. Ed è per me la massima ragione di scoramento. Non che nel settembre 14 Salandra e Sonnino abbiano già deciso per la guerra. No. Però trovare che i militari sono i primi a non volerla fare non è un'assicurazione dal punto di vista dei decisori. Ve l'ho voluto dire perché girano le voci, andando in giro per l'anniversario, faccio presto ad avvedermene, girano le voci che invece i generali, quegli assassini, non vogliono fare altro che guerra, che è occasione di crescita, promozioni e ammazzamenti. Questo primo incontro-scontro tra autorità politica e militare dice altre cose, cioè che le cose sono più complicate. Più avanti ci sarà modo di reincontrare Salandra. Adesso, come quadro generale, le due capitali, i due poteri. Siamo di fronte a un governo debole, che è il governo politico, il governo di Roma, e a un governo dei militari che non è ancora forte come diverrà tra poco. In questo momento non dà la sensazione di essere un governo forte, se Salandra ce la racconta giusta, se ha inteso bene le incertezze del Comando Supremo. Ma siamo soltanto nell'autunno del 14, passati alcuni mesi e soprattutto quando con il maggio del 15 la guerra sarà cominciata, ecco che il potere militare diventerà sempre più sicuro di sé. Allora, siamo di fronte allora a questo dualismo, due poteri e non solo due poteri, ma il potere politico debole e il potere militare forte, ciascuno alla sua propria maniera, naturalmente. Perché debole il governo di Roma? Beh, intanto per cominciare è un governo di minoranza dal punto di vista dei numeri. È vero che il 20 maggio del 15 la Camera a maggioranza, tranne i socialisti, cioè, aveva votato i crediti di guerra e quindi detto in extremis sì al governo Salandra e alla scelta della guerra e al patto di Londra, il 20 di maggio del 15, con tutte le forzature di quello che D'Annunzio aveva definito il maggio radioso. Forzature di una lotta politica che si era consumata in piazza, a Roma soprattutto, ma anche a Milano e altrove. Allora, anzitutto è un governo che sa di avere una maggioranza parlamentare tutt'altro che convinta e che continua a riconoscersi in Giolitti, il quale è stato e non nasconde di rimanere, tutto sommato, il leader del neutralismo borghese e liberale. Se ci aggiungete poi gli atteggiamenti problematici rispetto alla guerra dei cattolici, vi ricordo che non c'è un partito, il partito dei cattolici sarà con Sturzo, ma dal 19, per ora ci sono i cattolici ovviamente in Italia, ma non c'è un partito, un soggetto politico a cui far capo, però insomma si sa che erano tendenzialmente neutralisti, un po' per amore dell'Austria, un po' per rispetto del comandamento. Ma comunque avevano fatto sapere che era un neutralismo condizionato e vabbè.
debole questo governo, ancora. Perché il 20 maggio si arriva al voto anche per questa forzatura extraparlamentare. Gli interventisti, questi sconosciuti dal punto di vista del cuore, della mente dei Salandra e dei Sonnino, che non sono certo uomini amici della piazza, e neanche arrivano a capirla la piazza come arriva a capirla Alfredo Rocco, il leader del nazionalismo, quello che farà il codice Rocco tra un decennio come ministro della giustizia fascista. Però sta di fatto che per quanto siano stranieri psicologicamente e politicamente alla piazza, la piazza ha idealmente votato per loro, per Salandra e Sonnino, però è anche un condizionamento. È stato un appoggio, ma adesso è anche un condizionamento. Aggiungeteci, altro grande condizionamento che contribuisce perciò da una parte a tener su, a sostenere, dall'altro però a indebolire il governo Salandra, c'è il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera di Luigi Albertini, che ne è coproprietario e ne è il grande direttore, e sguinzaglia tutti i suoi giornalisti, che sono i migliori d'Italia, verso il Comando Supremo e verso il fronte dove giocano tutti i ruoli. E che cos'è il Corriere della Sera? È una centrale della volontà politica di entrare in guerra. Secondo me, è il Partito Liberale in quella fase. Più di quanto non lo sia, che cosa? Non ci sono, se non il Partito Socialista, all'epoca partiti politici vagamente simili a quello che noi pensiamo come partiti politici. Quindi il Partito Liberale c'è e non c'è in quanto partito, è un agglomerato di leader e di amici o clienti del leader. Tra questi il più importante è stato Giolitti. Contro Giolitti c'è Sonnino e il suo vice Salandra. A parti invertite, a ruoli invertiti, Salandra e Sonnino capeggiano ora il governo. Allora, tutte queste cose qui rendono piuttosto insicuro il primo dei tre governi di guerra, poi ci sarà il governo Boselli, figurarsi. Qui, come elemento di debolezza, si aggiunge anche la decrepitezza personale del personaggio, che in fondo è diventato Presidente del Consiglio per questa ragione qui, che è il decano del Parlamento. Ma insomma, non è una gran ragione nel momento in cui si tratta di dirigere un governo in tempo di guerra. Boselli. Arriverà a Orlando, personalità più complessa e più pronunciata, tutto sommato, è stato Ministro della Giustizia prima, poi Ministro degli Interni, poi Presidente del Consiglio nel terzo dei tre governi di guerra, ma in questo momento cronologicamente non ci riguarda. E dall'altra, dicevo, un governo dei militari che diventa via via nel corso del 1916 appunto forte. Prima di tutto per la ragione generale che la parola è alle armi, e le armi ovviamente le detengono e le governano i comandi. Poi perché Cadorna è personalmente un uomo forte. Cadorna è quello che non è Salandra, è quello che è Sonnino. Questi sono i due uomini forti, questi sono i due caratteri. Diciamo sempre il carattere degli italiani di non aver carattere. In quel momento lì, in tempo di guerra, lo stellone ha voluto che due almeno ce ne fossero. Secondo me c'era anche Ferdinando Martini, ma insomma è ministro delle colonie, non è un ruolo importantissimo, anche se tra il 14 e il 15 il suo diario, bellissimo, strapieno di cose, dimostra quante cose il vecchio scrittore toscano sappia vedere. Ma insomma non ha un grande ruolo come ministro delle colonie del primo governo. Ci sono questi due caratteri, ecco, che Cadorna e Sonnino siano gli uomini forti nei due poteri, nei due centri di potere a Roma e Udine. C'è un'altra grande questione che lo dimostra, è quella che è stata illuminata da Giovanna Procacci nel suo importante libro tra la metà degli anni 90, quando l'autrice ha riscoperto i dimenticatissimi prigionieri di guerra italiani, che muoiono nel numero di circa 100.000. Non succede agli altri popoli, non succede agli altri eserciti. E se succede, certo, succede per il fatto che gli austriaci e i tedeschi hanno fame in proprio e quindi non riescono a nutrire granché i loro prigionieri.
ma succede anche perché Sonnino e Cadorna hanno deciso di non fidarsi di questi prigionieri, che forse si sono dati prigionieri troppo facilmente. Allora fa parte del loro carattere, la loro durezza nel comando, nell'esercizio del comando, che ostacolino invece che favorire gli aiuti che possono venire dall'Italia ai prigionieri. Naturalmente ci sono aspetti meno tragici e meno negativi del loro avere un carattere, ma ho voluto ricordarvi questo perché fa parte dell'insieme. Ecco a questo punto un'altra citazione da una lettera di Salandra a Sonnino, e siamo nell'ottobre del 15, il giorno 17. Che cosa è accaduto? Non lo sapremo mai se non trovo la citazione. Beh sì, eccola. Sono 2 righe soltanto. 17 ottobre del 15, da Roma, Salandra a Sonnino. Vedi la lettera di Cadorna che ho ricevuto adesso? Ti dimostra che è montato. È montato. E che subisce chissà quali influenze di ambiente e che vorrebbe dirigere di lassù anche la stampa. Vorrebbe dirigere anche la stampa. Dunque in ballo c'è anche chi dirige la stampa, le autorità politiche o le autorità militari. Comunque qualcheduno deve, cosa vorrà dire? Dirigere la stampa, farle dire quello che si vuole, non farle dire quello che potrebbe nuocere, farla parlare in positivo o non farla parlare in negativo. Più che leggendo Salandra o Sonnino o Cadorna impariamo le funzioni attribuite alla stampa nel 15-18, nel 14-18, leggendo Albertini. Perché il Corriere della Sera non è il più grande quotidiano del paese e della classe dirigente italiana nei suoi vari passaggi interni solo in quanto giornale, ma anche per la ricchezza del suo straordinario archivio di cui disponiamo e che possiamo studiare. Allora, già mezzo secolo fa è stata messa a disposizione dei lettori e degli studiosi l'epistolario di Albertini, cioè quello che si scriveva lui con i suoi inviati e corrispondenti, che vuol dire con Barzini, con D'Annunzio, perché D'Annunzio è uno degli uomini del Corriere, niente meno, Fraccaroli, Civinini, eccetera, 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 Borgesi, Amendola, il futuro leader dell'Aventino, regge la redazione politica del Corriere a Roma. Dunque il Corriere si fa a Milano, però è chiaro che un giornale così deve avere una redazione politica a Roma e lo dà prima a Torre, poi ad Amendola. Si può dire che la politica estera slavofila dell'ultimo anno e mezzo di guerra venga concepita in via Solferino per gran parte, con l'aiuto di Gaetano Salvemini. Non certo al Ministero degli Esteri, dove Sonnino continua a essere sonoramente slavofobo, ostile agli slavi, nel nome di un dominio del Golfo di Venezia, cioè l'Adriatico, e d'accordo con i nazionalisti e non certo con quelli che sono stati interventisti democratici, mentre il Corriere, vi dicevo prima, possiamo controllarlo un po', il Partito Liberale, non voglio attribuire tout court il Corriere e Albertini e i suoi collaboratori all'interventismo democratico, ma a quello liberal-democratico qualcuno sì, di più, qualcuno di meno, ma nell'insieme sì, potremmo farlo. Borgese, per esempio, di cui
venuto il momento buono parleremo, e che scrive, a quanto pare senza firmarlo, lui dice nel 19 400 articoli sul Corriere della Sera, sulla Germania e sulla politica estera, in qualche modo facendo la politica estera del giornale. Borgese, lo scrittore che era nato nazionalista, una delle riviste primo novecentesche la faceva lui a 20 anni, si chiamava Hermes, delle varie riviste primo novecentesche, poi scrive un libro su D'Annunzio, abbastanza sdraiato su D'Annunzio, si avvicina al nazionalismo, diventa ordinario di germanistica all'Università di Roma, giovanissimo. È una straordinaria risorsa per il Corriere avere un germanista che può spiegare come mai si possa ora, dopo essere stati per 30 anni nella Triplice, come mai si possa e si debba, anzi, entrare in guerra contro l'Austria prima e contro la Germania stessa, alla metà del 1916. È chiaro che la Domenica il Corriere, o il Corriere dei Piccoli, o la tradotta, che è anche pure fatta da un uomo del Corriere, il critico teatrale Renato Simoni, lì i tedeschi possono essere gli umni con l'elmo chiodato, i barbari. Questa è la propaganda. Il Corriere della Sera cerca di continuare ad essere un'altra cosa. E Borgese e Albertini servono appunto a questo, a trattare i tedeschi come vanno trattati. Ne riparleremo. Allora, siamo di fronte a uno schema bipolare, questi due centri di potere a Roma e Udine, che va ulteriormente complicato. Se passiamo al governo Boselli, che c'è dalla primavera del 16, dopo il governo Salandra, nella crisi, è un aspetto politico della crisi militare che chiamiamo spedizione punitiva o Strafexpedition, nella primavera del 1916. Ebbene, il governo Boselli in parte continua il governo Salandra, in parte innova. E in che senso lo innova? Noi, utilizzando un'etichetta dei nostri anni, potremmo parlare di un blandissimo centro-sinistra. Blandissimo. Il centro-sinistra, se ci fosse stato davvero, avrebbe dovuto imbarcare al governo il Partito Socialista. Ma questo non poteva essere. Viceversa, il Partito Socialista continua a esercitare il ruolo di oppositore, ormai pressoché unico nel Parlamento e nel Paese, perdendo pezzi, casi singoli. Mussolini è il caso più noto e non è certo l'unico, però il grosso del partito rimane contro, non è certo, riferendoci ai socialisti del partito di Turati, di Treves, che possiamo parlare di un sia pur blandissimo centro-sinistra. No, è a Bissolati, è a Leonida Bissolati che dobbiamo pensare. E lui va al governo, nel governo Boselli, e ci va proprio perché è pensato come uomo cerniera tra Roma e Udine. Uomo cerniera tra le autorità politiche e le autorità militari. Questo, invece che risolvere problemi, ne crea. Adesso vedremo subito perché. Perché? Intanto vi ricordo, vero, Bissolati è stato espulso dal partito nel 12 al congresso nazionale di Reggio Emilia del Partito Socialista, e tra quelli che l'hanno spinto senza grazia fuori dal partito c'è stato, ironia della sorte, Benito Mussolini, allora giovane leader della sinistra rivoluzionaria del partito, e poi si ritrovano su posizioni tutte e due di interventismo entusiasta, con un ritardo, lo sappiamo, Mussolini, ma poi recupera alla grande, solo che Mussolini pretende di rappresentare un interventismo più di sinistra, mentre invece la sinistra del riformista ultra Bissolati, come del suo vice Bonomi, è lui, è il futuro Presidente del Consiglio nel primo dopoguerra e poi di nuovo alla fine della Seconda Guerra. Sono
alcuni ufficiali che sono un po' usciti, un po' stati espulsi dal partito, non hanno un esercito. Ma sappiamo benissimo anche dalle vicende politiche attuali che talvolta ci sono dei micropartiti che tuttavia servono come foglie di fico. Ecco, Bissolati doveva servire a questo, essere la foglia di fico a sinistra del governo Boselli. Serviva a dire abbiamo anche il popolo. O delle rappresentanze politiche che possiamo considerare di popolo dalla nostra parte. Non gli danno neanche un portafoglio, è un ministro da un certo punto di vista di serie B, da altri no, appunto perché il compito sarebbe questo compito gravosissimo di ricucire con Udine, ricucire con Cadorna, una parola. Cadorna si sente letteralmente commissariato dai politici, di cui non ha nessuna stima. Lo hanno messo a comandare l'esercito? Lui scrive, non ha paura di far sapere, mi mandino via, se vogliono. La sovranità ultima è dei politici, ma se non mi mandano via, decido io. È come un allenatore di una grande squadra di calcio che non tolleri un grande e ricco presidente dietro di sé. Ognuno di voi può pensare chi gli pare in questo momento. È questione evidentemente di statura e di autonomia dell'allenatore. In questo caso nel ruolo di allenatore, niente meno, c'è chi comanda l'esercito. Cadorna, poi Bissolati. Agli occhi dell'uomo d'ordine, Cadorna, un piccolo aristocratico piemontese, piccola nobiltà che fornisce generali al Regno di Sardegna da generazioni. Vi ricordate che è suo padre? Raffaele I, l'uomo della breccia di Porta Pia, il che significa, perché è una grande famiglia cattolica. Le sue 3 figlie sono 2 suore e una terziaria, per dire. Il suo diario di guerra non c'è, ma c'è la sua corrispondenza quasi giornaliera con le donne di casa. 3 figlie, una moglie e una sorella, tutte religiosissime. Questo però è importante, diciamo, oggi con terminologia tanto successiva potremmo forse azzardarci a parlare di Luigi Cadorna come di un cattolico adulto, per dirla con l'ex presidente Prodi. E anche suo padre, perché la breccia di Porta Pia significa sparare cannonate contro la città del Papa. Quanti in altre fasi politiche avrebbero avuto il coraggio, non dico di farlo, ma di pensarlo? Ai nostri tempi non riesco a immaginarne nessuno. Forse non ci sarebbe bisogno addirittura di cannonate, ma a maggior ragione ci dovrebbe essere chi fosse capace quantomeno di cannonate spirituali, per essere all'altezza della situazione, ma non le vedo. Invece in Cadorna sì, il padre, cioè il primo dei 3 Cadorna, ci sarà poi un altro Raffaele II, generale della resistenza, certo della resistenza militare, ma comunque generale della resistenza, che se la fa anche con la resistenza dei politici. Dunque una dinastia molto interessante, e da non trattare con faciloneria. Cadorna dunque rifiuta assolutamente Bissolati e come emanazione dei politici e come lui, come è Bissolati, un rosso. Agli occhi forse di qualcuno dei presenti è un rosso un pochettino esangue, lontanissimo dal colore di questa tovaglia, però tutto va contestualizzato. Comunque è un ex direttore dell'Avanti, comunque uno dei fondatori del Partito Socialista Italiano, comunque è un apostolo vero, stimatissimo, amatissimo nel movimento operaio, un apostolo del movimento operaio. Questo è Bissolati. Non mica è Bissolati sia
quel poco che ha la forza di essere nel 15-18. Dietro di sé ha una storia estesa nel tempo, complessa e molto, molto rappresentativa. Leggendo per esempio il carteggio semigiornaliero di Filippo Turati con Anna Kulishov, che sono compagni a doppio titolo, non essere più pienamente d'accordo con Leonida, in nessun altro modo lo chiamano se non così, Leonida, è duro. È come strapparsi da una parte della propria vita, da 20 anni e più della propria vita. Nelle viscere del movimento operaio chiamato a queste aspre scelte del 14-18 ci sono anche queste vicende esistenziali, naturalmente, no? Ognuno sceglie e fa politica anche con le sue proprie vicende personali e questo è per ciascuno di loro. Quando poi diventa un leader, però l'ipocondriaco Filippo Turati, quanto pesano le sue magagne psicofisiche da cui Anna cerca di tirarlo su. È più ardente la donna rispetto all'uomo, ma quanto pesano alla fine su certe incertezze, lentezze di riflessi, mancanza di reazioni del suo partito. Allora, Bissolati agli occhi di Cadorna è comunque un rosso, non è soltanto un rappresentante di Roma e dei politici, ma è anche uno lontano per tutta la sua storia da lui, e lo dice alle sue donne. Allora che cosa succede? Siamo nell'ottobre del 1916, c'è il governo Boselli e io adesso vi leggo delle frasi da 2 lettere, una del Presidente del Consiglio a Bissolati e una di Bissolati al re, perché per far digerire Bissolati a Cadorna ci vuole intervento del re. Il re garantisce per il socialista. E infatti al Comando Supremo ci sono degli uomini del Corriere che mordono il freno davanti a questo reuccio fin troppo alla mano, fin troppo borghese. Non piaceva a tutti, certo, non era l'inveramento, non era la quintessenza dell'aristocrazia. Forse era un merito, non era un difetto, ma non agli occhi di tutti, in periodo di monarchia, essere dimesso può essere un merito. D'altronde se fosse stato dimesso ma avesse avuto 20 o 30 centimetri di più, questo non avrebbe nuociuto alla causa né a quella monarchica né a quella nazionale. Avere la necessità di un pancotto per star su ed emergere dalle fiancate dell'automobile, questo effettivamente poteva essere un problema per chi era in grado di vedere questo rialzo. Allora, sono citazioni importanti dell'ottobre del 16 che io traggo da questo diario di guerra di Leonida Bissolati. Alessandro Tortato lo ha riedito 2 o 3 anni fa, lo conoscevamo male perché Einaudi, l'editore, quando la casa editrice torinese nasce a metà degli anni 30, tra le prime cose che fa è riesumare questo diario di Bissolati, che intanto è morto da 15 anni, e pubblicarlo. Ma comunque Mussolini e i suoi non si sono dimenticati che nel dopoguerra hanno di nuovo litigato con Bissolati, per cui la pubblicazione viene sinistrata dalla censura e il libro è quasi come se non fosse uscito. Quindi Tortato ne ha ripristinato il testo integrale e lo ha pubblicato da Mursia. Diario di guerra, i taccuini del soldato ministro 1915-1918. Lettera inviata da Boselli a Bissolati da Udine il 20 ottobre 1916. Stanno ancora
proseguendo l'operazione tesa a far accettare la figura e il ruolo di Bissolati, almeno in parte, dal Comando Supremo e da Cadorna in modo particolare. Confermai, dice Boselli, commentai efficacemente tua lettera di Bissolati, rimuovendo dalla tua azione rivolta all'alto intento della vittoria ogni ombra di propositi avversi alla persona e dai tuoi atti qualsiasi intenzione sovvertitrice della disciplina militare. Pensate che garanzie è costretto a dare di un ministro il Presidente del Consiglio. Ripetei con quale animo elevato tu senti, operi per la patria. Densa nube di maligne informazioni erano nella mente del generale. Io le combattei con sufficiente successo. Riconosce che come ministro tu hai autorità di percorrere ogni parte della zona di guerra, di assistere ad ogni operazione bellica, di apprezzare l'andamento della guerra, ma ritiene non compatibile con il buon esito della guerra stessa qualunque seme che si getti di indisciplina e di contrari giudizi fra i combattenti e i malcontenti. Assicurai che tale non è la tua intenzione. Tale non sarà mai l'opera di un ministro, di un soldato, quale è Leonida Bissolati. Dopo che già eravamo d'accordo, condussi il generale da Sua Maestà e il re disse di te con vive parole di stima e fiducia. Ecco, quindi c'è la garanzia del Presidente del Consiglio e addirittura di Sua Maestà il Re che Bissolati non è più un sovversivo, è un patriota e non intende andare a fare il sovversivo tra i soldati. Gli capita anche di fare discorsi pubblici a migliaia di militari, neanche fosse padre Semeria, che è l'altro grande oratore, a cui molto più frequentemente Cadorna concede di parlare ai soldati. Fin qui il Presidente del Consiglio. E Bissolati, come vi ho detto, adesso stralcio qualche frase, niente meno da una lettera al re. Come si scrive a un re? A saperlo. Già Bissolati non aveva saputo come andare a conferire con il capo dello Stato durante la guerra di Libia, quando aveva dato il pretesto al resto del partito per mandarlo via, perché un socialista non va a discutere, il socialista si presume dunque anche repubblicano, insomma, con Sua Maestà. E lui si era difeso anche facendone una questione di vestiario, che lui c'era andato in modo normalissimo e non certo sistemandosi alla maniera ufficiale degli altri che ci andavano con quella certa livrea. Beh, insomma, adesso non si tratta di andare dal re, in questo momento si tratta di scrivergli come si scrive a un re, e lui, come viene, sostanzialmente va detto a suo onore. Maestà, dal presidente e amico Boselli ho saputo che ella, occupandosi dei miei incidenti con Sua Eccellenza il generale Cadorna, ebbe parole per me assai lusinghiere. Io ignoro se contravvengo a qualche regola di etichetta ringraziandola, ma sento bisogno di ringraziarla. Ringraziandola, voglio rassicurarla che se nell'adempimento dei miei doveri io potevo errare, non credo di aver errato nel caso particolare, ispiro e ispirerò sempre ogni azione mia non a piccole considerazioni personali, ma ai grandi interessi del nostro Paese. Forse è per questo che ella ha la bontà di tenermi in stima, della quale io sono orgoglioso, non tanto come ministro, quanto come uomo, che in lei sente e comprende e ammira soprattutto l'uomo. Mi perdoni e accolga il mio ossequio devoto. Bissolati. Non male, no? Tutto sommato, certamente molti altri avevano un atteggiamento più ossequioso. Ma resta il paradosso che Bissolati dovesse far intervenire l'artiglieria per farsi accettare dal generale. Un cinquantenne volontario alpino che al momento buono della Strafe Expedition si trova lì a fare appunto il politico, ma contemporaneamente
il militare si fa dare un moschetto e viene ferito 2 volte, e uno delle 2 in maniera molto grave. Quindi non è uno di quei volontari per finta, come ce ne sono parecchi tra i politici, tra i sindaci, tra gli amministrativi, per cui sappiamo dai diari, dalle memorie dei generali, quanto li considerassero fuori luogo questi venuti per poter dire io c'era. Ecco, nel caso di Bissolati non è questione io c'era. Lui davvero si sente che sta facendo la 4ª guerra d'indipendenza. Insomma, lui ha anche l'età anziana per fare militare e lo fa lo stesso, ma proprio perché è abbastanza anziana è un'età che gli permette di mettersi sulla scia della cultura, della politica risorgimentale, sentendo questa guerra come non divenuta tutt'altro, cioè uno scontro imperialista, ma almeno dal punto di vista italiano ancora vissuta o vivibile come guerra di liberazione. Di Trento e Trieste, ma come anche Borgese, che è meno di sinistra ancora di lui, continua a dire, perché sia credibile la nostra guerra per la liberazione di Trento e Trieste bisogna pensare più in grande e pensare come Mazzini, cioè pensare che il caso di Trento e Trieste si ripete anche per tutta una serie di altri popoli che stanno dentro all'impero sovranazionale asburgico e che vorrebbero liberarsene. Nella gestione di questa inedita guerra di massa, il governo Boselli aveva cercato quindi questa sorta di copertura a sinistra espressa nel socialdemocratico, diremmo noi, Bissolati, o nel repubblicano Comandini. I repubblicani c'entrano, sono pochi, però c'entrano, sia nell'entrata in guerra che poi nella conduzione della guerra. Qui c'è Comandini, ma Barzilai, per esempio, era il capo, diciamo, dell'organismo della stampa, e anche lui è un ex repubblicano. Se la sono messa via con la Repubblica, a questo punto gli basta l'irredentismo, gli basta Trento-Trieste, la Repubblica sarà per un'altra volta. Ma insomma anche loro possono fungere da copertura al centro-sinistra, se non a sinistra, di questo governo di, non possiamo dire di union sacrée come in Francia, dove i socialisti vanno al governo, ma di unione un po' meno disunita di quello che c'era prima. Ecco. Boselli quindi aveva, dovendo gestire una guerra, che è una guerra nuova, che è una guerra di massa, cercato di dare una base più larga e variegata, una base politica più larga al suo governo, che resta il governo della borghesia liberale e per giunta della destra del partito, tendenzialmente sempre inquinata da questa obiezione che continua ad essere sussurrata dai giolittiani e che quando non è sussurrata gli viene comunque attribuita dagli interventisti che non si fidano e fanno bene a non fidarsi, li hanno costretti e sanno di averli costretti. Giolitti ogni tanto parla da Cuneo, dal Consiglio provinciale di Cuneo. Pensate, uno che ha e sa di aver avuto al momento buono la maggioranza alle Camere, tutto il Senato per lui praticamente, e gran parte della Camera, che si restringe nel Consiglio Comunale di Cuneo, ma parla con la sua figura, parla con quello che è stato, parla con le sue relazioni che erano state importantissime e che erano diventate cattivissime nel 14-15. Von Bülow, niente meno, l'ex cancelliere tedesco, amico personale. Si è per questo sposato anche con un'italiana, perché le cose in 30 anni di Triplici erano andate molto avanti, con inframmettenze familiari, personali e politiche. Quindi la sinistra possibile, quella a cui Boselli chiede una qualche copertura, cioè quella che era stata la destra del Partito Socialista,
Ora la destra rimane dentro al partito Turati, con Treves, che controllano Critica Sociale. L'Avanti è il quotidiano nelle mani della sinistra del partito, i massimalisti, Serrati, che è succeduto a Mussolini come direttore, Critica Sociale è nelle mani della destra. E il gruppo parlamentare in forma maggioritaria lo stesso della destra, perché diventavano deputati per ora prevalentemente gli avvocati riformisti. Con le elezioni politiche del novembre 19 la situazione cambia e diventeranno deputati e socialisti anche non pochi proletari. Ma intanto che cosa succede a Udine? Cadorna ha fatto un'altra scelta. Anche per Cadorna ovviamente c'è la guerra di massa, c'è la guerra basata sulla coscrizione obbligatoria. Niente volontari, niente interventisti. Se proprio devono arrivare al fronte non si riesce a filtrarli, a tenerli fuori, come si cerca di fare per esempio con i fuoriusciti trentini e giuliani, certo non gli si farà fare carriera, né a Battisti. Per Corridoni proprio non c'è il tempo, muore subito, né a Mussolini, che arriverà ad essere caporale addirittura, prima di essere congedato. Dunque da questa parte no, nessun appoggio, nessuna scelta di appoggiarsi da parte di Cadorna, però la guerra di massa c'è anche con lui e lui la scelta l'ha fatta tra il 14 e il 15, ha scelto i cattolici, ha scelto la sua parte. Negli organigrammi, negli annuari militari, Cadorna apparteneva al mondo cattolico, gli altri erano i massoni. Capello, se non c'era Caporetto, forse prima o poi avrebbe sostituito Cadorna. Veniva considerato il più brillante tra i generali borghesi rispetto alla leva dei generali aristocratici di tradizione sabauda e sabaudista. Era un fatto personale e anche di classe. Ha commesso l'errore di farsi fare Caporetto. Ma certo che se Capello avesse sostituito Cadorna sarebbe stato anche un cambio di partito al vertice e un arrivo in forze della massoneria, con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista delle affiliazioni, delle genealogie, delle parentele, dei punti d'appoggio. Detto questo, il carattere di Cadorna fa sì che Cadorna si renda conto che Capello è il più bravo di tutti. Sarà massone, però è il più bravo. Quindi, pur essendo un uomo di parte, Cadorna non è che scelga sempre e solo al di fuori di criteri meritocratici. Pensate che situazione doveva essere quello per cui dall'oggi al domani, letteralmente da un'ora all'altra, il generale in capo aveva la possibilità di mandar via, silurare, si diceva allora, generali, suoi coetanei che magari avevano fatto insieme la scuola di guerra, che magari erano suoi amici personali, con cui avevano preso il tè, le famiglie, negli anni precedenti. Non tutti ne sarebbero stati capaci. Diaz verrà scelto con altri criteri. Diaz, non dico che sia un molle, ma è uno capace di mediare. Cadorna non è capace di mediare. È un pregio o è un difetto? Dipende dalle circostanze che ti trovi a vivere. Certo che ne silura centinaia. Pensate quanti odi si accumulano, quanta memorialistica di generali silurati si accumula nel 15-18 contro Cadorna e che sospiri di sollievo in fondo da un punto di vista personale alcuni potranno tirare a Caporetto, quando l'uomo forte farà fallimento. Certo, ci sarà contrasto perché comunque la patria è in pericolo, va da sé, però dal punto di vista così
degli atteggiamenti personali, le cose potevano essere, come al solito, complicate sul piano esistenziale. Dunque Cadorna aveva scelto di appoggiarsi al mondo cattolico. Per esempio, si era scelto come vice il generale Porro, aristocrazia lombarda, un cattolico, niente di che dal punto di vista militare, ma appunto un buon secondo, un secondo di cui fidarsi, uno che di sicuro non gli farà mai le scarpe. E anche queste cose contano anche nel mondo accademico. Allora i grandi preti che stanno vicini a lui sono padre Semeria, cappellano al comando supremo, dal nulla, dall'esilio, perché era un mezzo modernista. La sua chiesa lo aveva mandato in esilio e l'arrivo della guerra europea lo trova tra Paesi Bassi e Svizzera, comunque fuori d'Italia. Lui si rifà al vescovo Bonomelli come linea politica, che significa un vescovo transigente, clerico moderato, uno che vuole che la Chiesa ritrovi un accordo con lo Stato liberale. Sono le avanguardie del moderatismo, gli estremisti del centro. Mi sono chiesto più di una volta come mai Cadorna sia arrivato a scegliersi un mezzo modernista e un esule, un perseguitato da Pio X, perché cose non troppo dissimili si possono pensare anche di Don Minozzi, che è un altro dei grandi sacerdoti nei paraggi di Cadorna. Don Minozzi è le case del soldato, è l'inventore, è il grande referente di queste decine e decine di case del tempo libero del soldato. Ovviamente Don Minozzi contende ai postriboli il tempo libero del soldato in retrovia. Nelle case del soldato si penserà e si agirà bene, troveranno carta per scrivere a casa, alfabetizzatori, aiuti, musica, versi, propaganda, giochi. Don Minozzi è il grande inventore, organizzatore e finanziatore. Si tratta di battere i capitalisti amici e farsi dare quattrini. Si tratta di andare in diocesi, nelle varie diocesi o nelle parrocchie e farsi dare un appartamento, una sala, un luogo in cui materialmente riunire. Insomma, questa sì è supplenza cattolica rispetto allo Stato. Ecco, potremmo dire che Cadorna abbia inventato tra 14 e 15 in senso lato una supplenza cattolica. Lui non voleva gli intellettuali che avevano fatto la campagna interventista, perché non voleva la politica al fronte. Si fidava come intellettuali solo dei preti. Faceva parte del suo liberalismo il fatto che abbia fatto cappellani militari anche alcuni rabbini e alcuni pastori, quindi non soltanto parroci militari in grigio-verde, pro quota, molti di più i cattolici, ma ci sono anche i rabbini e i pastori. Quella è la cultura ammessa, la cultura dei confessori, nient'altro. Bisogna arrivare a Diaz, bisogna arrivare al 1918 perché ritornino buoni gli intellettuali, che Cadorna non vuole tra i piedi. Quindi c'è una supplenza nel senso, una supplenza affidata ai cattolici nel senso di una supplenza proprio rispetto alle anime, rispetto al modo di pensare del soldato massa. E Semeria è il capo di questi cappellani, che non gli abbia fatto ombra, dico a Cadorna. Il recentissimo passato, non del tutto ortodosso, di Semeria
certamente va a merito di Cadorna. Pare che sia stata Carla, la figlia non suora, l'intellettuale della famiglia, autrice di vari libri di argomento religioso comunque, a suggerire il nome di Semeria, grande oratore, straordinario oratore, capace di fare più di un discorso al giorno, con voce tonitruante. Così dicono magari i concorrenti, D'Annunzio, Bissolati, cioè gli altri che ogni tanto riescono a parlare alle truppe, ma che vedono benissimo che Semeria ha degli appoggi che altri non hanno. Don Minozzi, che vi ho nominato, agisce coi fatti più che con la parola. Comunque si metteranno insieme nel dopoguerra per lavorare sugli orfani, quindi continueranno a lavorare sulle conseguenze della guerra. A vantaggio del profilo di questo Semeria, va detto che a un certo punto, come lo stesso Cadorna segnala in una delle sue lettere, Semeria non ce la fa più. Non ce la fa più a reggere. Va in giro continuamente a dire: fate la guerra, reggete, sì, è giusta. E a un certo punto però lui è un prete per davvero ed è un credente per davvero. Forse a un certo punto, anche se lui non ce l'ha spiegato bene in tutte queste pagine diaristico-memorialisti che sono di sapore operativo, lui vuole soldi dai capitalisti per tenere insieme i suoi orfanatrofi. Anche lui è un uomo del fare nel dopoguerra, ma se ci avesse raccontato perché era stato un mezzo modernista, com'è che diventa, nonostante questo, cappellano comando supremo, perché gli viene la crisi. Proprio Cadorna spiega alle sue donne: è in crisi, non ce la fa più a reggere, persuadere gli altri a fare la guerra, e lui è scoppiato. Poi ritorna, recupera, ma evidentemente anche lui aveva i suoi problemi. Uno che problemi non ne ha è Padre Gemelli, il più noto probabilmente dei tre. Tutti l'avete sentito nominare, quantomeno come fondatore qualche anno dopo all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Era fissato con il Sacro Cuore, a cui in tempo di guerra pretende di dedicare l'intero esercito italiano. Come si fa a dedicare? I mobilitati sono quasi 6 milioni. Come si fa proprio dal punto di vista logistico a dedicare, posto che lo si voglia proprio fare, al Sacro Cuore di Gesù un esercito di milioni? Lo fa a rate, lo fa per spezzoni, anche perché non sempre trova i comandi disponibili a questo, ma che l'abbia anche solamente pensato, ci dice del suo pensare in grande, di Gemelli dico, e anche del tipo di sinergie che si creano al Comando Supremo. Questi punti d'appoggio che Cadorna cerca verso il mondo cattolico. Naturalmente è il mondo cattolico, se le sinergie ci sono, le sinergie si devono fare in due naturalmente, o anche più che in due. Le convergenze avvengono perché anche dalla parte della Chiesa c'è la disponibilità ad andare in direzione dello Stato. Conquistare dall'oggi al domani subito 1000 e ben presto 2000 cappellani, quando per mezzo secolo i cappellani militari non c'erano praticamente più stati, per la Chiesa cattolica significa evidentemente essere entrati in una nuova stagione. I clerici intransigenti, come si direbbe oggi, se ne sarebbero fatta una ragione. I più anziani faticano, come si sa. I tre fratelli Scotton, che da anni animavano a Bassano, tra Bassano e Breganze, una rivista che si chiamava La Riscossa, non si riconoscono in questo tipo di riscossa, ma il grosso della Chiesa sì. Questa è la riscossa, cioè che la Chiesa al momento buono venga chiamata dallo Stato a dare un'anima allo Stato. Questo significa fare politica e grande politica. Cadorna dunque non è soltanto un generale in media con le medie europee d'epoca, così ho imparato dal mio socio
Giorgio Rochat, lo storico militare con cui ho fatto insieme il libro dedicato appunto alla Grande Guerra, ma è anche un politico liberale, uno statista che agisce con le armi del militare. Quello che può fare è reinventarsi i cappellani militari come coloro che sono gli unici che possano parlare ai contadini. È un esercito contadino. I contadini non hanno più la mamma, la moglie e il parroco che gli dica cosa pensare, cosa fare. Non sono più al paese, sono al fronte. Ecco, avranno questo nuovo parroco che è un ufficiale ma è un prete. E ogni reggimento avrà il suo. E si occuperà di loro finché sono vivi e di loro se e quando saranno morti. Lo sappiamo, è andata proprio così. Abbiamo tutta una serie di documenti. Questi grandi mediatori, quindi, tra il paese dietro, il villaggio, i villaggi, in migliaia di villaggi e il fronte, i preti, questi sacerdoti. Dopodiché ognuno dei sacerdoti, sono 2000, c'è la corsa, c'è la corsa per diventare cappellani. Significa diventare ufficiali. Anche significa svolgere un ruolo compatibile con la propria visione del mondo, con la propria missione, nell'ora del pericolo, e in più anche guadagnarsi in status dal punto di vista personale. Quindi l'esercito ne ha molti di più di quanto ne possa assorbire di cappellani, può selezionare. Per chiudere con Gemelli, fino a pochi giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia, lui non aveva nascosto le sue simpatie per la Triplice. Uomo d'ordine, il formato peggiore dell'uomo d'ordine, l'ex uomo che aveva pensato in modo contrario. Famiglia positivista, famiglia laica, lo allevano quindi ed è bravissimo a scuola, all'università, poi conversione e immediatamente viene adottato come la grande speranza dei cattolici. È un medico, è uno psichiatra, è in buona con Cadorna gli mette a disposizione tutti i matti che vuole, veri o finti, perché lui li studi e possa studiare la follia di guerra. E nel 17 manda fuori un libro, che è una raccolta di saggi, di psicologia e psichiatria applicata alla guerra. Come regge l'uomo in guerra? Se, quando e come regge? Chi regge e chi no, secondo Gemelli? Regge lo zotico. Più è rozzo il contadino, meno si prende la polmonite e meno sta lì a pensare: ma com'è questa guerra? Non è come la pensavo, non è come la volevo. Mentre invece tutti questi ragazzetti venuti dal liceo a fare i sottotenenti sono sempre lì a pensare Trento, Trieste, oppure insomma a cercare l'ideale. Ma che ideale? Il problema è ubbidire, il problema è garantire l'ubbidienza. Che ora abbiamo fatto? Però, l'ultimo quarto d'ora e poi tocca a voi. Sono lontanissimo dalla meta, pazienza, non arriverò alla fine. Allora, in definitiva, adesso approfondirò meno e cercherò di svolgere il più possibile la trama concettuale che avevo previsto. Insomma, c'è una storia d'Italia in itinere a cui siamo di fronte dentro i rapporti fra Roma e Udine. E a Roma naturalmente c'è anche l'altra Roma, la Roma d'Oltretevere, di cui tenere conto, come peraltro c'è, l'abbiamo appena visto, in certo senso anche a Udine. Chi è Cadorna lo abbiamo già visto e potremmo per ulteriore sintesi dire così: Cadorna sceglie i cattolici come punto d'appoggio nella guerra di massa, gli interventisti scelgono Cadorna. Voglio dire, gli interventisti diventano sempre più grintosi e bellicisti a mano che ci si addentra dentro la guerra e le difficoltà crescono anche perché la guerra si è allungata. Quindi vanno in cerca di un centro di autorità. Non lo trovano a Roma, lo trovano più a Udine che a Roma.
non lo trovano in Boselli. Meno che meno in Orlando, che è la bestia nera dei jusqu'au bout, con formula francese, fino in fondo, jusqu'au boutisti, fino in fondisti, non c'è in italiano, di cui naturalmente fa parte anche Mussolini, con il suo Popolo d'Italia, quando scrive sul popolo, quando non è più soldato. Allora Cadorna è l'uomo d'ordine nelle condizioni speciali del tempo di guerra. È un possibile dittatore? Se ne è sempre vociferato. Pensavano a un colpo di Stato? Pare che tra gli emissari mandati a Udine, e pare che dietro ci fossero in particolare i repubblicani. I repubblicani venivano da tradizioni di dittatura, la dittatura di Garibaldi non era una dittatura presentabile, legata anche alle tradizioni della storia romana antica, pro tempore, nell'ora del bisogno, no? Allora pare che tra gli emissari mandati da Roma a Udine ci sia stato Ottavio Dinale. Ottavio Dinale è uno dei vice direttori di Mussolini al Popolo d'Italia e viene dal sindacalismo rivoluzionario, dunque dall'estrema sinistra. Dunque attenzione, questa cosa della dittatura, mai fino in fondo provata, ma sempre mormorata e sussurrata, è in realtà un intreccio di spinte politicamente assai variegate, in fondo un punto di incontro di estremismi che vengono da tutte e due le parti. Se vi viene in mente per caso il dopoguerra, perché no? Anche il fascismo sarà un intreccio di spinte estreme, non solamente di destra. Il cadornismo obbligato di Bissolati, lo abbiamo visto, è obbligato anche per ragioni proprio di opportunità spicciola. Deve farsi accettare per svolgere il suo ruolo di cerniera tra Roma e Udine. Il cadornismo degli interventisti diventa via via tale per assicurare quella cosa che assume il nome di fronte interno. Un momento fa parlavo di jusqu'au bout, tradotto in termini italiani, l'etichetta della cosa, la parola cosa, è il fronte interno, e cioè non c'è soltanto il fronte contro gli austriaci o contro i tedeschi, cioè il fronte esterno, c'è il fronte interno che ha a che fare con la psicologia, con la politica, con l'economia, con la tenuta del paese. Che cosa può garantire che mentre i soldati tengono a Udine e al di là di Udine, dietro a Roma e nel paese non ci sia una frana di volontà politica? Ne parleremo soprattutto l'anno prossimo, riferendoci al 1917, che arriverà a Caporetto, ma nell'agosto aveva già conosciuto i fatti di Torino, che sono solamente i più conosciuti di un pullulio di micromoti sociali, da carestia per esempio. Tra le lettere di Salandra a Sonnino, ne ricordo in questo momento una in cui dice: se non riusciamo ad assicurare il grano fino alla fine dell'anno 16, il paese non tiene. Perché anche questo naturalmente bisogna tenere conto. Quando si dice tenere, non tenere, questa cosa terra a terra che è, ma c'è da mangiare per tutti? I moti di Torino nell'agosto del 17 partono da questo: le donne fanno la coda dai fornai, quando arrivano alla fine della coda spesso il pane è finito. E il motivo è spicciolo, ma innesca qualche cosa di molto più grosso. Naturalmente il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri devono, pensando in grande, assicurare non che ci sia pane al singolo forno, ma che ci sia da mangiare per l'intera popolazione. Una delle ragioni per cui si è entrata in guerra, d'altronde, è questa, che l'Inghilterra controlla il Mar Mediterraneo, e se non si fosse entrata in guerra, se l'Italia non fosse entrata in guerra come voleva lei, perlomeno non contro di lei, chi avrebbe garantito
all'Italia in tempo di guerra l'arrivo delle derrate agricole necessarie e di tutte le materie prime e di sostentamento necessario, terra, ma la vita quotidiana di un paese in guerra ha a che fare anche e come con questo. Un uomo politico che forse avrebbe potuto seguire una strada autorevole e, se del caso, anche autoritaria, differente rispetto ad una affidata a un generale, possibilmente anche un generale vittorioso, sarebbe stato Cesare Battisti. Ma dal 12 luglio del 1916 Battisti non c'è più. Penso sempre come avrebbe potuto essere il dopoguerra italiano con Battisti, o perlomeno con Bissolati, e non fosse stato indispensabile scendere dalla serie A alla serie B e quindi addirittura alla serie C della Presidenza del Consiglio di Ivanhoe e Bonomi. Forse Battisti sì, ce la faceva a unire guerra e dopoguerra, ma siamo di fronte ai soliti sì e ai soliti ma. Nella dialettica delle élite soggiacente alla guerra di massa si gestisce il presente, che è la guerra, ma con un occhio al futuro. L'età giolittiana è finita. Nessuno avrebbe scommesso nel 1916 su un ritorno alla Presidenza del Consiglio di Giolitti, eppure l'8 Giolitti ce la farà. Doveva essere ben in crisi il paese che aveva vinto la guerra, se nel dopoguerra decide di riaffidarsi a chi la guerra non l'aveva voluta. E anche questo è un aspetto della vittoria mutilata, credo molto più serio, drammaticamente serio, che non quello di una città in più o una città in meno a cui pensavano D'Annunzio e i nazionalisti. Anche il Partito Socialista di Turati e di Serrati, cioè le due ali del partito, pensano al dopoguerra. È come se ci pensano leggendo il carteggio tra Turati e la Kulishov. Cioè, non bisogna sbagliare una mossa nel 14, nel 15, nel 16 e avanti così, se vogliamo lucrarne i dividendi politico-elettorali. Come faranno e come? Il Partito Socialista avrà un successo strepitoso nelle elezioni del 19, che però contemporaneamente lo isola e lo lascia senza possibilità di alleanza con alcun altro. E quindi perdono con il partito di maggioranza. Non vanno al governo avendo il partito di maggioranza. Paradossale, sono i paradossi del dopoguerra. Il Partito Liberale è di fronte, durante la guerra, come vi dicevo, in fondo, in certo senso, il Corriere della Sera di Luigi Albertini, con quello che potremmo chiamare il suo moderatismo giacobino o il suo estremismo di centro. Quando al giornale vengono a sapere che qualche parlamentare, per esempio l'onorevole Miglioli, il deputato contadino, un cattolico di sinistra, potremmo dire un catto comunista di allora, viene menato, prende le bastonate. Sono cose che succedono, si commenta al Corriere della Sera. Eppure è uno sviluppo del maggior radioso, come Luigi Salvatorelli spiega sulla Stampa di Torino in un volume che poi Piero Gobetti pubblicherà nel 23 con il titolo Nazionalfascismo. Il maggio del 15 prepara in qualche modo lo squadrismo. Non ho il tempo di riprendere il discorso di Borgese rispetto alla Germania,
che poteva portare con sé anche il discorso di Benedetto Croce, ancora più importante rispetto alla Germania. Croce esercita il suo magistero civile da anni e non si sottrae nel momento in cui serve ancora di più, cioè tra il 14 e il 15. Parla, scrive, si fa intervistare dalla stampa quotidiana, Benedetto Croce. Non si limita a scrivere sulla sua rivista la critica. Non nasconde a nessuno di sentirsi ancora legato per molti fili alla Triplice. La Triplice non è per lui un cane morto su cui infierire a bastonate come fanno tanti. Ha avuto le sue ragioni e la Germania rimane il grande paese in tanti settori, ammirato da decenni dai chimici, dai banchieri, dai filologi, dai filosofi, dai militari, da tutti. Mentre d'improvviso adesso è diventato il rovescio di se stessa, anche per la solita confusione che usiamo fare tra tedeschi e austriaci. Anche se è vero che il governo italiano ha cercato finché ha potuto di fare la guerra solo all'Austria-Ungheria, solo all'impero asburgico e non all'impero germanico. È che i rapporti con l'intesa a un certo punto, un anno dopo, rendono necessario la dichiarazione di guerra anche alla Germania. Peraltro i tedeschi avevano già combattuto contro gli italiani prima, senza bisogno della dichiarazione di guerra, intendiamoci bene. Se no all'inizio gli austriaci da soli forse non ce l'avrebbero fatta. La chiusa. Abbiamo accelerato alla fine, ma insomma in qualche modo sono riuscito ad arrivare alla fine. 2 citazioni in vista della crisi della Strafexpedition. Il 18 maggio del 1916 Salandra a Sonnino. «18 maggio, siamo giusto all'inizio della crisi militare sugli altipiani. Ore 10:10, dice la lettera, non semplicemente il giorno e l'anno, ore 10:10. Queste sono le sue impressioni del Presidente nel momento alle 10:10 di questa giornata, il 18 maggio. Avendo deciso riferirne stamane ai colleghi qui presenti in via confidenziale, senza riunire formalmente Consiglio, Governo, comunico anche a te, Ministro degli Esteri, che situazione nella zona del Trentino e degli Altipiani, Valle Terragnolo e Val d'Astico, è divenuta grave, seconda espressione usata dallo stesso Comando Supremo nei bollettini complementari riservati. Dunque esistono dei bollettini complementari riservati, distinti rispetto ai bollettini militari ufficiali e conosciuti da tutti. Offensiva austriaca, continua Salandra, procede da 4 giorni avanzando e conquistando nostre posizioni mentre nostre truppe ripiegano continuamente. In provincia di Vicenza, austriaci ormai avanzano sul nostro antico territorio. Cadorna trovasi da ieri sul posto. Secondo bollettini austriaci, giunti fino a ieri sera, avremmo perduto oltre 6.000 prigionieri, 13 cannoni, parecchie mitragliatrici. Nulla rispetto a quello che sta per avvenire. Secondo i nostri bollettini complementari danno impressione di grave preoccupazione, ma non forniscono dettagli né spiegazioni. Ho telegrafato al Comando Supremo facendo presente suo dovere di fornire al governo sufficienti notizie e chiarimenti e facendo rilevare come redazione bollettino ufficiale sia soverchiamente ottimistica e contraria alla verità, che intanto inevitabilmente si farà strada. Consiglierò ai colleghi di evitare per quanto possibile manifestazioni chiassose in occasione del prossimo anniversario di dichiarazione guerra, o almeno
di non parteciparvi. Come vedete, Salandra sa poco, capisce che gli nascondono parecchio, intuisce e magari, chissà, accresce per preoccupazione le difficoltà della situazione, vorrebbe ottenere dal Comando Supremo che il comando dica a Roma tutto quello che serve perché Roma possa dirigere la baracca. Ma questo è un auspicio. Il Presidente del Consiglio auspica che Cadorna gli dica come veramente stanno le cose e lo dice al suo Ministro degli Esteri. Questo ci dice molto sui rapporti tra le istituzioni di potere e tra i due e più pochissimi uomini. Sonnino a Salandra, e con questo chiuderò, il 30 maggio dello stesso anno 1916. Dunque siamo 12 giorni dopo. Roma, 30 maggio 1916, Sonnino a Salandra. Caro amico, l'ambasciatore russo in Italia, che è uscito ora di qui, mi ha detto riservatissimamente, è scritto in corsivo, riservatissimamente, e parlando in confidenza è pure in corsivo, che aveva saputo che al nostro comando supremo il generale Porro, dopo i fatti ultimi del Trentino, eccetera, aveva... Cosa pensate che abbia fatto il generale Porro? Aveva perduto la testa. Aveva perduto la testa e dava tutto per completamente finito, mostrandosi affranto e disperato. E così pure molti altri ufficiali intorno a lui. Il solo Cadorna si mostrava calmo e sicuro. È bene che tu sappia anche questo, per regolarti nelle tue conversazioni con Porro. Mi fermo qui. Chi ha voluto andarsene se ne sta andando, gli altri spero che vogliano collaborare al nostro colloquio collettivo. Chi ha qualche, ecco una signora là in fondo, può avvicinarsi per piacere? Grazie. Qualcheduno potrebbe manovrare, ecco sta venendo. In tutta questa storia, buonasera, io sono Giulia Vivante. Mio padre era ufficiale già nel 1916, era ufficiale e uno che ha fondato l'aeronautica militare italiana. Non ho sentito nessun accenno a questo, al contributo degli aviatori. E tra l'altro io ho sentito dire, certamente io non sono un tecnico, che sia stata l'aviazione inglese che ha sfondato a Caporetto, quando poi, dopo Caporetto. Questo volevo sapere da lei, grazie. Accogliamo tutte le domande e gli interventi, così mi so regolare per il tempo. Vedo che nulla è cambiato. No, visto che c'è pausa, allora dico, portiamo qualcosa. Cioè, credo che sia interessante però vedere come vive il paese quel fronte interno, come è stato accennato, e il fronte vero, no? Perché credo questo siano le due cose. Perché intervenire da parte della politica sul fronte militare vorrebbe dire no, mettere in allarme il fronte interno che invece vive con tutte le certezze, con tutte, diciamo, quelle cose facili che erano state previste. Addirittura si legge che chi va in licenza alla fine del 15
viene loro rimproverato quasi dai parenti, da quello che loro, diciamo, il loro paese, quello che è, come no? Ma come non siamo neanche a Trento e Trieste? Ecco, c'è tutta questa, diciamo, per cui ecco, credo che la politica appunto forse faceva bene a stare assente, perché se no, ecco, le cose, se ecco la stampa, il ruolo della stampa, no? Che appunto c'era il controllo e la censura, però ecco l'Avanti per esempio, sei in grado di spiegare, perché gli altri giornali erano tutti grandi giornali interventisti, la bella guerra era che elogiavano, andava tutto bene, no? Ecco, per concludere le cose diventano, proprio come hai accennato tu al termine, quando diciamo arriva maggio del 16, che nascono i brividi nel paese, perché con gli austriaci che entrano e arrivano quasi nel Vicentino, quasi a Vicenza, e lì si comincia a perdere le certezze, tutte quelle cose facili, tutte quelle, addirittura lì ci sono i primi profughi, per dire che abbandoneranno certi posti, ecco, per cui l'intreccio credo che sia quello che la politica vive diciamo come i paesi, i caffè Sant'Anni, i tabarè, i teatri, la gente vive normale, e qualcosa in fronte è qualcosa che è estraneo alla vita normale del paese, ecco, sono due mondi che più distanti stanno, pure con il mondo civile che deve partecipare, deve avere le certezze morali patriottiche, ma ecco, c'è questa diversità che ritengono che sia decisiva, perché i militari poi appunto le trincee saranno trincee qualcosa di incredibile, come si legge, no? Fango, scrementi, rifiuti, morti, disinfettazioni, la gente che per fare i propri bisogni, no? Insomma, quando ritornano, che raccontano queste cose e gli dicono: ma come siete in ritardo con Trento e Trieste, insomma ritornano che dice noi fanno la guerra, è tanto vero che Cadorna dirà in licenza non bisogna neanche più mandarli, perché questi qua ritornano demotivati al paese, vivono bene, ci sono gli imboscati. Leggevo che, per concludere, i deputati e i senatori hanno raccomandato 14.000 parenti, amici e conoscenti al ministro della guerra, perché diciamo trovassero di non farla. Raccolgo una curiosità che è anche mia, professore. Attraverso quali fonti, tramite quali entrature l'ambasciatore russo riesce ad essere al corrente di questioni così intime, diciamo, riguardanti lo Stato Maggiore dell'Esercito? Grazie. Così? Io volevo, per cortesia, avere queste due informazioni. Questa situazione di dualità, Cadorna, potere militare, mondo della politica, è comune anche agli altri fronti di guerra oppure una peculiarità solo italiana? La seconda cosa, il Corriere della Sera ha un ruolo determinante, fa Stato, per così dire, fa politica, ma a quale lettori si rivolge? Cioè, rispetto alla stratificazione sociale, qual è il suo ruolo? Tenendo conto che ci sono anche morti, ufficiali appartengono alla buona borghesia, e quindi anche il lettore rimane influenzato dai lutti che sente prossimo. Grazie. Senta, vorrei una domanda. La presa di Gorizia, che è del 16 mi sembra, è stata una presa strategica o solo propagandistica, che è costata decine e decine di morti? Sì, invece è una domanda. Migliaia di morti. E volevo sapere, l'opposizione parlamentare socialista in che cosa consisteva? Quali iniziative venivano prese?
Siamo secolando dopo? Sì, forse meno. Grazie del contributo fattivo. Sono domande importanti che riaprono la questione stando dentro e anche uscendo dal 1916, d'altronde insomma. Non è che dobbiamo essere catechistici rispetto alla cronologia, e comunque lo posso essere più io nell'imbastire la mia relazione iniziale che non voi negli interventi. Alcune delle vostre domande in realtà riguardano sia prima che dopo rispetto al 1916, ma io cercherò di rispondere lo stesso. Per quanto riguarda l'aviazione, è un tema che si potrebbe affrontare da più punti di vista. All'inizio non ce l'abbiamo. Abbiamo perciò aerei francesi o brevetti, la possibilità di costruirne. Questa possibilità viene messa rapidamente a frutto e un po' dappertutto nella pianura padana nascono fabbrichette di aeroplani. Quei buffi aeroplani dell'epoca che si evolvono però rapidissimamente, diventano sempre meno buffi strada facendo, non più quadriplani o triplani, ma anche biplani, e sempre più in grado di offendere. Quindi c'è un lato che è la dimensione economica e di fabbrica, la capacità economica e tecnica di costruire aerei competitivi, e mica tutti gli aerei sono uguali ovviamente, in numero sufficiente, e piloti bravi in numero sufficiente. È un'arma nuova, non addirittura da inventare, tant'è che nella guerra di Libia l'Italia per prima al mondo aveva sperimentato il bombardamento sui civili. Quindi c'era un precedente sinistro, ma effettuale. Però questa è una guerra di massa e i numeri sono strategici. Quindi non basta avere 1, 2, 10 bravi aviatori. La grande illusione che sarà dell'aviazione fascista nella seconda guerra. Abbiamo vinto un sacco di gare aviatorie negli anni 20 e negli anni 30, quindi siamo i più bravi di tutti, eccetera. No, se tu non hai il modello che regga la velocità altrui, se non hai i ricambi, se non hai le catene di montaggio sia rispetto alle macchine che rispetto alle persone, non ce la fai in una grande guerra di massa. Questo sarà ancora più vero nella seconda guerra, ma cominciava ad essere vero nella prima. Comunque sia, c'è un recupero rapidissimo da parte dell'Italia anche su questo piano, come l'altro piano che viene sempre utilizzato come un parametro dell'essere pronto o non essere pronto l'esercito italiano è il numero e la qualità delle mitragliatrici. La mitragliatrice è l'arma tipica della prima guerra mondiale, ma all'inizio non ci sono, o quasi, nell'esercito italiano. Molto rapidamente la produzione, e quindi il paese e l'esercito, tutti, riescono a fabbricarle. La Fiat. All'inizio si utilizzano quelle francesi come aerei francesi. Qui sembra, tutto questo sembra poter dare ragione ai futuristi e ai nazionalisti che avevano preteso un cambio di paradigma economico nel 1900, sì, a partire dal manifesto futurista del 9 e avanti così, nel quinquennio che precede l'entrata in guerra, avevano detto: se facciamo una politica estera diversa, non quella dell'Italietta giolittiana, ma più vivace e dinamica, dinamizziamo anche il quadro economico. La guerra di Libia risponde anche a questo. Solo che la guerra mondiale sopraggiunge a così breve distanza dalla guerra di Libia che intanto non si sono ricostruite tutte le cose che si sono utilizzate e sono andate perdute nella guerra coloniale. Forse un po' di tempo in più sarebbe
stato utile dal punto di vista della preparazione, anche quei 10 mesi per discutere se entrare in guerra o no, sono anche 10 mesi di preparazione, perché Cadorna ha fatto sapere che non ci sono neanche i cappotti per entrare in guerra eventualmente nell'autunno del 14. C'è un momento nell'autunno del 14 in cui forse l'Italia poteva entrare in guerra. Mi fanno sapere, ma non abbiamo neanche i cappotti per l'inverno, nonché le scarpe e gli armamenti. Quindi 10 mesi servono anche da un punto di vista produttivo e non bastano. E questo vale per tutto, compreso l'aviazione. Dopodiché, dell'aviazione si può parlare ragionando di D'Annunzio, ragionando di Baracca, ragionando degli assi, ragionando della spettacolarizzazione della guerra, controcorrente rispetto a una guerra pochissimo spettacolare, che è però la guerra tipica nel 15-18, nel 14-18, cioè la guerra di trincea. Però è vero che i duelli aerei che si svolgono vicinissimi alle trincee sono veri, sono terribili spettacoli veri che possono in qualche modo interessare la fanteria tramutata in pubblico. Riprenderemo questo tema. Nel secondo intervento si sono toccati tanti argomenti, ne riprendo uno, quello dell'Avanti e degli altri giornali. Non tutta la grande stampa era stata a favore dell'entrata in guerra. Sì il Corriere della Sera, sì il Gazzettino, per restare dalle nostre parti. Il Gazzettino di Gianpietro Talamini, proprietario e direttore fino ai 90 anni, fino agli anni 30, è un quotidiano liberal democratico e forse anche qualche cosa di più di tradizione risorgimentale. Laicissimo, pensate voi. È così. Siccome mi sono occupato di storia del giornalismo, a un certo punto mi sono trovato davanti a questa straordinaria scoperta di un gazzettino laico e anticlericale. Quando l'ho comunicato agli allora redattori del Gazzettino, qualcuno non voleva crederci, qualcheduno se ne è tutto racconsolato. Ma la stampa, non era importante come il Corriere della Sera, però è un quotidiano importante. È la stampa che c'è tuttora, è la stampa di Torino. Non ancora proprietà degli Agnelli, c'era Frassati, proprietario e direttore, dietro la stampa. Siamo in Piemonte, siamo a Torino, terra giolittiana. È il quotidiano che esprime il parecchio, cioè la scelta di negoziare, che prende il nome da Giolitti. Dunque, ci sono delle alternative nei 10 mesi della discussione e poi, naturalmente, nei confronti della stampa continuano le pressioni da parte interventista, come nei confronti di Giolitti, così anche nei confronti di Frassati. I prefetti che vanno a Torino sanno di avere vita più difficile che altrove, perché è la grande città industriale, la grande città operaia, insomma è la città dove sta per nascere l'ordine nuovo. I 4 dell'ordine nuovo o sono torinesi o studiano a Torino. Quindi è chiaro che qualcheduno accuserà quindi il prefetto nell'agosto del 17 di essere lui in quanto giolittiano, ma tutti i prefetti erano giolittiani, di non aver organizzato bene le cose, per cui manca il grano, manca il pane e quindi le donne si adirano, diciamo così. L'Avanti. I settimanali delle federazioni socialiste e delle camere del lavoro provinciali chiudono, perché vengono fatti chiudere e perché sarebbe troppo difficile comunque accedere alle notizie e riuscire a sostenere i colpi della censura, raggiungere il proprio pubblico, che fra l'altro è al fronte, in gran parte. Quindi non ci sono più tutta questa rete di micro stampa locale socialista, non c'è più. Quando ci figuriamo il paesaggio civile dell'epoca, dobbiamo tenere conto anche di questa
intero mondo politico silenziato a forza. Non tutto a forza, perché non c'è mica solo Bissolati, non c'è mica solo Mussolini, non ci sono mica soltanto i sindacalisti rivoluzionari che si sono convinti che la guerra sia giusta e necessaria. Però molti non se ne sono convinti e non hanno più il loro piccolo giornale in cui scrivere o almeno leggere quello che pensano loro. È anche per questo che è così importante il carteggio confidenziale tra Turati e la Kuleshov. Quando lui è a Roma, perché il Parlamento è aperto, ma è così poco aperto che il carteggio non ce l'abbiamo sempre, altrimenti sono tutti e due a Milano, non hanno bisogno di scriversi. Però insomma dall'interno del mondo socialista, in gran parte reso disarmato, questa destra tormentata e nobile ha molto da dirci. E intanto Serrati fa quello che può con l'Avanti. E come esce l'Avanti? L'Avanti esce. Prendiamo atto che non l'hanno proprio chiusa, l'hanno sottoposto a censura. Usciva con spazi bianchi che corrispondevano ai pezzi censurati. Ovviamente gli spazi bianchi parlavano paradossalmente di più degli spazi neri. Sarebbero stati più furbi a impedire la visibilità dell'intervento censorio. E astutamente Serrati riesce addirittura a pubblicare notizie su Zimmerwald e Kintal, le due località svizzere in cui nel corso della guerra si riescono a trovare rappresentanti dei vari partiti socialisti e socialdemocratici dei vari paesi per parlarsi. L'avvenimento politico è in se stesso il fatto che qualcheduno ancora riesca a concepire la fattibilità e a effettivamente realizzare degli incontri internazionali in una fase in cui l'internazionalismo è stato sgominato dagli opposti nazionalismi. E Serrati riesce nel miracolo di dare qualche notizia, quindi che cosa fa sapere? Fa sapere che non tutto è perduto, però sì, ma sono testimonianze. E forse si può pensare che più che a preparare la rivoluzione durante la guerra, servano a presentarsi con in mano questa carta da giocare nel dopoguerra, per poter dire ai militanti e agli elettori, qualcosa abbiamo fatto, tutto quello che potevamo fare. Qual è la parola d'ordine? È quella di Lazzari, il segretario. Né aderire né sabotare. Sembra uno 0-0 in termini calcistici, cioè il niente o il quasi niente, ed era invece moltissimo rispetto a quello che fanno i tedeschi, cioè i francesi vanno al governo. C'è un'altra domanda che mi pone la domanda su questo. I socialisti francesi vanno al governo. E sì che gli hanno ammazzato Jaurès all'inizio. Un nazionalista gli ammazza Jaurès, quindi gli decapitano il movimento e nonostante questo prevale l'idea che la Francia sia attaccata e che ci sia da regolare i conti con la Germania, conti che riguardano tutti. Questo lo pensano in molti anche nelle sinistre italiane, che la Francia rimanga il paese, la nostra seconda patria. D'altronde sarà così anche sotto il fascismo. Dov'è che vanno Turati e Treves? In esilio. Qual è il primo posto dove a un italiano viene in mente di andare in esilio se alla sua generazione capita di dover andare in esilio? È normale, succederà anche successivamente. E che cosa fa il partito allora? Non molto di più dell'Avanti. Anche perché le Camere vengono tenute il più delle volte chiuse, spetta al governo sostanzialmente riunirle. Figurarsi, se le ha riunite prima della guerra il 20 maggio, quante volte le riapre durante la guerra? Comunque ci sono delle sessioni in cui sta aperto e allora noi abbiamo naturalmente i volumi con gli atti parlamentari e sappiamo
chi ha detto che cosa, con quali reazioni, interruzioni, eccetera. La lettura delle lettere di Filippo a Anna, il carteggio Turati-Kuleshov, è bellissimo anche per questo, che Turati è pieno di inquietudine, diciamo pure di paura. Non vorrei usare un'espressione poco appropriata alla sala, e quindi diciamo semplicemente che ha paura prima di un discorso, però sa che gli spetta. Deve fare lui i discorsi. Dice, mi ascoltano. Che quasi nessuno ascolta nessuno nel Parlamento. Cioè, basta sbagliare una parola e immediatamente si è rimbeccati, il discorso finisce. Gli schieramenti sono così bloccati che ciascuno crede di sapere in partenza che cosa dirà il collega che sta per parlare. Ma l'interesse a sapere cosa pensano, cosa fanno, cosa stanno per fare i socialisti, cioè gli unici oppositori, erano una cinquantina di voti. Questi erano i loro voti, il 20 maggio. Sono alcune decine quindi di parlamentari, se ci sono tutti. Sono un termometro naturalmente che può interessare a tutti, interventisti o intervenuti, comunque è interessante. L'unico partito, l'unica forza organizzata, cosa fanno, cosa dicono? Nella quotidianità della guerra, se la Camera è aperta, o nei momenti più tragici. Cercherò di inserire nei prossimi incontri, come abbiamo già fatto l'anno scorso peraltro, questa fonte per mostrare appunto come Turati e i suoi si salvano l'anima, perché di questo si tratta. Come può salvarsi l'anima un parlamentare? Cioè barcamenandosi, noi non volevamo la guerra, avremmo preferito non ci fosse, ma adesso c'è, chi vede in noi dei traditori sbaglia, ci offende, tutto questo, grosso modo questo è il discorso, che culmina ovviamente a Caporetto. Culmina cioè nei momenti di maggior pericolo. Ho detto che in gran parte quello che fa il partito è ciò che scrive davanti e ciò che dice il gruppo parlamentare. Ma è vero che ci sono anche i fatti di Torino e altri. I fatti di Torino dell'agosto 17, come vedremo, neanche riescono a propagarsi fino a Milano. Milano non aveva condizioni così diverse dal punto di vista industriale da Torino. Eppure non ci sono i fatti di Milano. Evidentemente il potere è in grado di mettere una cintura di sicurezza anche grazie alla censura. Tanto che il moto non si propaga. Mussolini scriverà nel Popolo d'Italia che gli austriaci nell'ottobre-novembre 17 si aspettavano che Caporetto si comunicasse al paese. E qui vengo quindi alle domande sul paese. Mussolini constata che questo non avviene. Nell'agosto Torino è non insorta, ma insomma ha protestato e l'esercito è intervenuto, ci sono stati parecchi morti, ma nell'agosto questo non avviene di nuovo nell'ottobre-novembre. Anzi c'è un articolo del Popolo d'Italia di Mussolini in cui parla degli operai patriottici. Sarà una forzatura, sarà forse in parte una forzatura, ma insomma certo è che non si comunica un atteggiamento rivoltoso né dal fronte verso il paese né dal paese verso il fronte. Le autorità politiche e militari a Roma e Udine insieme riescono a tenere insieme il paese, grosso modo. L'Italia vince. Se non avessimo propagandato Caporetto come invece l'abbiamo fatto, parleremmo di Caporetto esattamente come i francesi hanno parlato delle loro Caporetto. I francesi che hanno avuto nel giro di settimane
quasi Parigi invasa, come non è avvenuto a Roma e neanche a Venezia, per la verità. E chi ha mai fatto una simile narrazione rispetto al dato di fatto che i francesi sono stati salvati dagli inglesi? Siamo qui ancora invece a dover leggere che, qualcuno è intervenuto su questo, sarebbe stato l'aviazione o che ne so, le armate franco-inglesi a salvare gli italiani. Non è andata così. Questo fa parte non della storiografia successiva, ma dell'imaginerie successiva e della politica estera e dei rapporti di forza tra i paesi che non sono favorevoli all'Italia. Non occorre essere renziani per pensarla in questa maniera. Ma mi sembra una chiusa così buona che io sacrificherei eventuali risposte non date alle domande, non per questa chiusa, ma perché sono le 7:30, non avete voglia di andarvene. Ci vediamo mercoledì. Mi scuso se non ho risposto davvero a tutti, ma effettivamente erano parecchie domande.